Nuovo decreto Draghi, gli step della ripartenza e dell'abolizione del coprifuoco. L'ex assessore alla sanità Ruggero Razza potrebbe tornare al suo posto, si era dimesso in seguito all'inchiesta sui falsi dati Covid. Extracomunitario, prova a derubare un ventenne a lungomare di Agrigento, il giovane reagisce e viene accoltellato. Si è spento oggi il cantautore Franco Battiato, aveva 76 anni, oggi avrebbe compiuto 100 anni l'onorevole Giuseppe Sinesio, fu sindaco di Porto Empedocle. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. È stato approvato in Consiglio dei Ministri il nuovo decreto riaperture con nuovi allentamenti alle restrizioni anti-Covid. Il coprifuoco viene spostato alle 23 a partire da domani, mercoledì, e sarà definitivamente abolito il 21 giugno. Novità per bar, ristoranti, palestre, centri commerciali, sale gioco ed eventi sportivi. Permesse anche le feste a seguito delle cerimonie civili e religiose, ma gli invitati dovranno avere il Green Pass, il servizio di apertura di Lello Casesa. Approvata dai partiti della maggioranza la linea Draghi sulla roadmap che prevede in maniera graduale le riaperture di ristoranti al chiuso, bar, palestre, piscine, matrimoni ed altre attività. Una linea equilibrata e ragionata adottata durante una lunga cabina di regia con molti degli attori politici della sua coalizione per accontentare i partiti, mentre rimane ferma ed intransigente Fratelli d'Italia al no assoluto a tutto e soprattutto all'eliminazione del coprifuoco che pian piano si allenterà verso le 23, le 24 e poi si dovrebbe addirittura eliminare da metà giugno. È chiaro che la gradualità è condizionata dai contagi e dalle terapie intensive sempre meno intasate. Ed infatti in una nota stampa Speranza, Letta e Salvini approvano la proposta del Premier Draghi con qualche distinguo, con un percorso di gradualità sulle riaperture basato sull'evidenza scientifica ad eccezione di Giorgia Meloni che scrive: il governo Draghi respinge ancora una volta la nostra proposta di abolire subito il coprifuoco. 1 o 2 ore in più d'aria concessa agli italiani non alleggeriscono la gravità di un provvedimento che sta mettendo in ginocchio interi comparti e creando danni irreparabili a settori trainanti come quello del turismo. Il coprifuoco, come annunciato, sarà spostato alle 23 dal 7 giugno alle 24 per poi essere completamente abolito dal 21 giugno. Questa è la linea concordata. Altro capitolo riguarda le attività di ristorazione che dal 1 di giugno potranno aprire anche al chiuso per il pranzo e la cena e la sintesi discussa in cabina di regia. Finalmente i tanti matrimoni prenotati potranno ripartire dal 15 giugno con il Green Pass, cioè la certificazione di vaccinazione o tampone per i partecipanti. Le palestre potranno riaprire il 24 maggio, le piscine al chiuso il 1 luglio, così come centri commerciali, gallerie e parchi potranno riaprire anche nelle giornate festive e nei fine settimana dal 22 maggio prossimo. Dal 1 di giugno sono autorizzate le manifestazioni sportive all'aperto con pubblico misurato e capienza non superiore al 25% e comunque non superiore a 1000 persone all'aperto e 500 persone al chiuso. Restano sospese ancora le attività in sala da ballo, discoteche simili all'aperto e al chiuso, con una feroce reazione del sindacato di categoria che dichiara: ci siamo stancati di essere trattati come untori, meritiamo rispetto, riapre tutto fuorché le discoteche, è una cosa vergognosa e intollerabile. Ci sentiamo liberi finalmente. Oggi è una giornata di libertà. Cosa avete, insomma, come primo drink, cosa avete scelto? Lui è già al secondo. Io sono al secondo, ma come puoi vedere è andato bene anche pane e alive. Basta che si di pane, Sono stati mesi intensi questi. A voglia, anche troppi. Finalmente liberi. Aperitivo, come sta andando dopo mesi di zona rossa, zona arancione? Tutto molto bene. Cosa avete scelto come primo drink? Per lo spritz. Che mesi sono stati per voi? Mesi un po' molto pesanti, direi. Non ci avete pensato 2 volte? Insomma, primo giorno di zona gialla, primo aperitivo. Esatto, sì. Finalmente seduti all'aperto. Beh, molto bene. Non ci avete... Rilassante. Cosa è avete stressante stare a casa. Cosa avete preso? Io ho un bubble tea accanto, loro caffè, caramel, cose strane, qua da Pedros.
comunque dopo 2 mesi di tanta zona arancione, zona rossa non ci avete pensato 2 volte, primo giorno in zona gialla e aperitivo. Sì, letteralmente appena possibile, subito. Come vi sentite per adesso? Come ci sentiamo bene, tranquilli, spensierati. Ed a ripartire anche tutto l'indotto turistico. Il nostro direttore Arturo Cantella. Riaperta da ieri la Valle dei Templi di Agrigento, finalmente con la zona gialla, le nuove norme, si ritorna a poter usufruire dei beni del parco, così come anche per il Museo Pietro Griffo di Agrigento. È tornato aperto dopo la chiusura del Covid-19, così anche è possibile visitare l'area archeologica di Eraclea Minoa, un vero e proprio viaggio nella memoria, possibile grazie anche al lavoro di dipendenti di Coop Cultura che si sta occupando anche del riallestimento delle zone archeologiche. Stamani i turisti nella valle arrivavano pian piano per accedere all'area archeologica, provenienti da varie parti, sia italiani che stranieri, con un sole forte e caldo che li accompagnava e desiderosi di poter tornare alla vita normale post pandemia. Ad accoglierli i venditori di souvenir all'ingresso della biglietteria. E oggi riprende l'attività da ieri alla valle, ecco, possiamo fare un primissimo bilancio di come è andata, quali sono le aspettative, insomma come è andata anche a voi. Ieri come primo giorno abbiamo avuto una piccola incremento di persone, circa tutta la giornata 200 persone. Oddio, con il sole che c'era, qualcuno piano piano dobbiamo iniziare a vedere più turisti, più gente in giro e questo, con le belle giornate che adesso sono iniziate, va bene così. Piano piano dovremmo iniziare la nostra battaglia estiva. Da quanto tempo voi siete chiusi? Circa 6 mesi. Sei mesi. Come avete trascorso questo periodo? Casa e riposo forzato. Finalmente. Sono stati incentivi, qualcosa, ristori che magari per la vostra categoria? Sì, qualcosina si è ricevuta, ma poi tutto il resto, niente, normalità. Qual è il souvenir che più viene ricercato dai turisti? Ma diciamo che i magneti è sempre stato il cavallo di battaglia, poi oltre il cappello perché è una zona abbastanza calorosa, calda, poi le cartoline stanno riprendendo, il libro sulla valle, le mappe, insomma un po' di tutto. Ecco, da ieri a oggi qualcosa, un primissimo consuntivo, insomma, anche se è breve, però giusto per capire quale sarà e quale può essere anche il futuro nostro qui. Diciamo che l'aspettativa era un po', in base a quella che è stata, negativa, però devo dire che siamo già soddisfatti di queste poche persone che sono entrate. La vita... Esatto, un po' normale tra virgolette, con la mascherina però un po' più normale. Come si è vissuto questo periodo? Voi non so. Qua in Sicilia? Bene, si sta bene, non fa troppo caldo, quindi anche la mascherina si riesce ancora a tenere. Più avanti sarà più difficile sicuramente. In Sicilia? Sì, adesso vado a San Vitolo Capo oggi pomeriggio. Ho capito. Esatto. Dico, lei viene da? Vicino a Bolzano, Alto ecco, Adige. Come si è vissuta il momento del Covid, l'isolamento a Bolzano? Era un po' pesante, però comunque per fortuna abbiamo un sacco di natura dove si poteva camminare in montagna e tutto quanto, quindi dai, è andata abbastanza bene. Da dove viene lei? Cosa fa? Da Agrigento. Ah, ho capito, viene qui alla valle a visitare la valle? Sì, ogni giorno adesso, quanto si può finalmente. Ho capito, e come mai? Questo è meraviglioso. Lei studia, fa qualcosa? No, sono ricercatore. Mi dica qualcosa del suo ricercare. Io farò la ricerca sull'antica Grecia antica, allora è vicino dal mio interesse. E quindi qui ad Agrigento, giustamente? Sì, sai, meglio... Senta, che ne pensa del teatro? Si sta scavando il teatro? Io non so, non ho l'idea. Apparentemente ci deve essere un teatro perché c'è una grande città, ma non so. L'ha visto? Ha avuto modo di... Sì, ma appena scoperto, sì. China. Sì. In inglese magari? No. From? No. I'm from China. China. Sì.
Vi piace la Sicilia? Sì, molto molto, mi piace tanto, troppo bello. Grazie. Prego, Devo dire... Cos'è? Ti piace la Sicilia? Sì, mi piace. Ok. Noi arriviamo dalla Svizzera, abbiamo atterrato l'altro ieri a Catania e stiamo facendo un po'... Le piace la nostra città, Agrigento, la Sicilia, insomma qualcosa? La Sicilia molto, Agrigento pure, sì, bellissimo. Poi cambia il tempo, si paragona con la Svizzera. Quale zona della Svizzera? Ginevra. Ah, Ginevra, ho capito. Come si è vissuto questo momento di Covid anche lì da voi? Male, come voi. No, è stato difficile per tutti, per l'economia, per gli anziani come me. Certo. Sì. Quindi ora invece andiamo superato, insomma. Cerchiamo di vedere una fine a quella storia. Ok, grazie. Lei si è fatto il vaccino? Sono vaccinato, sì. Vaccinato, okay. Ma da dove viene? Tout va bien. No, dico, da dove viene? Da quale paese viene? Francia? Français, ouais. E che paese della Francia? Lyon. Noi veniamo da Catania, siamo qua in vacanza, quindi abbiamo deciso di passare questo tempo un pochettino qua, alla fine per un giorno diverso. Ah, perfetto. E lei? Io pure sono di Catania, a Citrezza, siamo di passaggio, però mentre eravamo qui abbiamo approfittato per... Quindi diciamo secondo giorno di apertura, diciamo è bello ritornare di nuovo. Ritornare di nuovo alla normalità quasi. Sembra strano, però un po' di aria, un po' di cultura. Il ritorno dell'ex assessore alla sanità Ruggero Razza dopo le dimissioni in seguito all'inchiesta sui numeri falsi del Covid sembra un'ipotesi vicina. C'è il servizio. Lo scenario è questo, siamo ai bisbigli, ai sussurri e ai segnali nella costruzione di un oroscopo politico perché gli interessati ancora non parlano. Eppure, unendo tutti i piccoli tasselli dissipati fra cronache e pagine social, si ha come l'impressione che Ruggero Razza potrebbe presto tornare alla sua poltrona di assessore alla salute dopo le dimissioni in seguito all'inchiesta sui presunti numeri falsati del Covid-19. Una sola massima probabilità. Se sarà al ritorno, sarà alla sanità, non altrove. Il primo segnale che si evince è il pressing del presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, sulla scorta di un rapporto politico e personale saldissimo che porta ogni giorno una quantità importante di reciproche telefonate. Il presidente Musumeci, in una delle sue interviste rilasciate ai colleghi giornalisti, è stato chiarissimo: confesso che vorrei tanto che l'avvocato Razza si convincesse a tornare nel governo della regione, ma finora non ci sono riuscito, non perdo la speranza. Se un avviso di garanzia, continua ancora Musumeci, dovesse porre fine a un'esperienza politico di governo, metà della classe dirigente italiana dovrebbe disertare le istituzioni che occupa. Una pubblica sortita a cui si affiancano quotidiane e private perorazioni. Ruggero torna e pare che lui di fatto ci stia pensando. Di recente l'ex assessore ha anche lasciato traccia su Facebook. Da qualche giorno leggo, come ogni altro cittadino, che sono decine di migliaia, ieri quasi 60.000 siciliani che si vaccinano, con il desiderio di lasciarsi alle spalle i giorni più bui della pandemia. Contemporaneamente vedo le immagini dei tanti centri hub programmati che si aprono in ogni angolo della Sicilia, segnale di buona organizzazione e ulteriore incremento di vaccinati. Potrebbe essere un secondo segnale, una riflessione, se non squisitamente politica, ma collettiva e sul Covid, dopo tanto silenzio. Un modo forse per sondare il terreno, forse più semplicemente l'espressione di una voglia di ritorno che potrebbe giocare il suo ruolo. Di certo c'è che l'assessore è stato pioniere di questa esperienza pandemica, ha giocato un ruolo essenziale ed ha lottato per l'intero popolo siciliano, sempre al fianco del suo presidente, che oggi ricopre l'interim di quella carica a Razza tanto cara. Oggi la giornata è splendida, prosegue nel suo post Razza, il mare è piatto, riaprono anche i lidi, nulla è per caso. Non può mancare alla fine del post la citazione dotta in lingua latina: nil sine magno labora e vita dedit mortalibus, nulla è concesso agli uomini senza che costi grandi sforzi.
E appena 24 ore dopo sui social viene lanciato un nuovo hashtag Io sto con Razza, che impazza nei gruppi a sostegno dell'ex assessore, a sostegno del presidente della regione e fra i sostenitori del governo regionale. L'hashtag in realtà esiste già dall'inizio di aprile, ma adesso diventa una vera e propria campagna social accompagnata da varie frasi, citazioni, comunicati. Ma una frase conclusiva risalta: ritorna al tuo posto, sii folle, la follia è bellezza, abbiamo bisogno di te. La Sicilia ti chiama, sicuramente senti l'urlo, per forza, devi sentirlo perché è forte e deciso. Un invito dunque al pupillo di Musumeci a non titubare più e tornare al suo posto. Intanto gli alleati chiedono a Musumeci di nominare un assessore alla sanità e di non continuare a tenere l'interim per sé. Lo fanno nelle stanze delle trattative, mentre le opposizioni lo fanno pubblicamente, criticando ovviamente la scelta di un assessore a mezzo servizio. E nello scenario ricompare anche un ex candidato presidente della regione outsider dell'ultima tornata. Chissà adesso cosa accadrà. L'assessore regionale alle politiche sociali Antonio Scavone ha annunciato che in Sicilia in ogni provincia sarà attivato un centro polifunzionale per l'assistenza ai circa 190.000 migranti regolari presenti nell'isola, che sono 15.000 circa nella provincia di Agrigento. In proposito è stato pubblicato un apposito bando con fondi europei per 1.400.000 euro. I centri saranno impegnati al fine di favorire l'accessibilità dei migranti al sistema dei servizi territoriali, dunque sociali, sanitari, logistici, abitativi e del lavoro. All'avviso pubblico potranno partecipare gli enti del terzo settore, sia in forma singola che associata con altri soggetti pubblici o privati, i quali dovranno indicare l'ambito territoriale per il quale partecipano, oltre alla disponibilità dell'immobile da utilizzare come sede del centro. È stato avvicinato mentre era in viale Falcone Borsellino, lungomare di San Leone d'Agrigento, da un extracomunitario che senza perder tempo gli ha puntato contro un coltellaccio e gli ha intimato di consegnargli tutto quello che di prezioso aveva con sé, a partire dal portafogli. Vittima della tentata rapina nella serata di domenica è stato un ventenne della provincia, un giovane che, non perdendosi d'animo, ha reagito provando ad allontanarsi per sottrarsi al tentativo di razzia, un comportamento quasi sicuramente inatteso per il delinquente che gli ha sferrato una coltellata e ha raggiunto il ventenne a un braccio. Il ragazzo sanguinante è finito al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, dove i medici, dopo averlo sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari, gli hanno applicato alcuni punti di sutura. Non è naturalmente, per sua fortuna, in pericolo di vita. Il ventenne, a quanto pare sotto shock, ha denunciato tutto alla Polizia di Stato. Sono riusciti a fare irruzione sfondando una porta laterale di un negozio di liste nozze nel centro di Licata e portare via articoli e preziosi per un valore, secondo una prima stima, che ammonterebbe a circa 20.000 euro. È successo a Licata nella notte tra sabato e domenica. Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato agli ordini del vicequestore Cesare Castelli, che hanno avviato le indagini, coadiuvati anche dalla scientifica, a caccia di elementi utili per individuare i responsabili. Al vaglio anche le immagini delle telecamere. L'ex ministro della Giustizia Claudio Martelli in audizione alla Commissione antimafia della Regione Siciliana, presieduta da Claudio Fava, sui depistaggi nelle indagini sulla strage di via D'Amelio. C'è il servizio. Andando invece a quello che accade dopo via D'Amelio, come sia stato possibile che le molte minacce che in quelle settimane, in quei 57 giorni che separano Capaci da via D'Amelio e che erano rivolte direttamente a Borsellino o a Borsellino e ad altri. Borsellino, il giudice Borsellino, noi abbia avuto notizia, in alcuni casi mai, in altri casi in modo puramente incidentale. Questa nota dei Ross gli arrivò per posta ordinaria 4 giorni dopo la strage di via D'Amelio. E ancora prima un altro rapporto di fine giugno 92 lo apprese incontrando in aeroporto l'onorevole Andò, infatti andò poi a dolersene col procuratore della Repubblica che questa vicenda gli aveva tenuto nascosto. Da ministro della giustizia di quell'epoca, com'era possibile che alcuni corpi dello Stato filtrassero in questo modo e così selettivamente
informazioni così gravi che riguardavano l'incolumità di Borsellino, per cui alla fine gli altri lo sapevano e lui no. Sono ancora turbato oggi se penso a ciò che è stato omesso di fare da tutte le autorità dello Stato in quel di Palermo, nonostante le segnalazioni ricevute ripetutamente da me e dai miei uffici, dal ministro Scotti e credo dai suoi uffici o dal capo della polizia, in ordine a una particolare tutela e sorveglianza che doveva essere messa in atto a protezione del dottor Borsellino. Certamente il nuovo bersaglio della mafia dopo l'assassinio di Falcone. Non appena purtroppo ci fu l'attentato di Via D'Amelio, io mi recai a Palermo immediatamente, appunto con Scotti, mi pare anche col presidente dell'antimafia Chiaromonte, riunii i vertici dello Stato presso la prefettura e credo di aver fatto la più veemente, se non violenta, intemerata che ho fatto nel mio ruolo di ministro, quantomeno, affrontando di petto tutti quanti i presenti vertici dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Finanza, procuratori, viceprocuratori, servizi, non aver provveduto nemmeno a sorvegliare la casa della madre di Borsellino, dove periodicamente, non so con quale frequenza, ma così mi era stato detto, periodicamente si recava. Ottenni soltanto la rimozione del prefetto o le sue dimissioni spontanee, non ricordo bene. Gli altri corpi si rinserrarono in un'autotutela. La cosa che è ancora più inquietante è che mai nessuna indagine è stata aperta su questo punto. Come si può sorprendersi del fatto che vi sono stati poi depistaggi se non c'è stata all'inizio protezione? Violenza sulle donne, un report dell'Istat segna un più 80% di chiamate al numero di emergenza. Lello Casesa. Le chiamate al 1522, il numero di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking, sono aumentate nel 2020 del 79,5% rispetto al 2019, sia per telefono sia via chat. È il dato agghiacciante pubblicato da un report dell'Istat diretto dal presidente Claudio Blangiardo. Il boom di chiamate si è avuto a partire da fine marzo, con picchi ad aprile e a maggio rispetto al maggio scorso, ma soprattutto in occasione del 25 novembre, la giornata in cui si ricorda la violenza contro le donne anche per effetto della campagna mediatica. La violenza maggiormente segnalata quando si chiama il 1522 è soprattutto fisica, il 50%, oltre ad altra diversa forma di violenza, quella psicologica, altro 50,5%. Rispetto agli anni precedenti sono aumentate le richieste d'aiuto delle giovanissime fino a 24 anni di età e delle donne con più di 55 anni. Sono aumentate le violenze da parte dei familiari, mentre sono stabili le violenze dai partner attuali. La causa principale, riporta il report, è stata la pandemia che ha costretto uomini e donne a vivere insieme. La convivenza forzata, la perdita del lavoro sono state le cause delle violenze verso le donne. Infatti nei primi 5 mesi del 2020 sono state oltre 20.000 le donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza per segnalare atti di violenza. Essenziale è stato il ruolo della rete territoriale che ha supportato i centri nel loro lavoro. Nella maggioranza dei casi CAV, Centri Aiuto alla Vita, hanno aiutato le donne tramite colloqui telefonici, tramite l'invio di un messaggio di posta elettronica e colloqui personali nel rispetto delle misure di distanziamento. Una situazione davvero difficile anche per le case rifugio, dove nei primi 5 mesi del 2020 sono state ospitate 650 donne. Le operatrici delle case di rifugio hanno difatti segnalato che è la pandemia la causa principale che ha rappresentato il momento peggiore da cui ha avuto origine la violenza. Rialzo dei prezzi di molti beni, aumenti dei costi delle materie prime, tra cui il legno. Vediamo. Mancava solo questo, visto che si è lavorato poco, si è fatto poco, in teoria il prezzo doveva abbassarsi, mancanza di vendita del materiale, invece si sta avendo l'effetto contrario. È aumentato di quasi il doppio, l'abete era sui 400 euro, ora siamo a quasi 800 euro metro cubo. Non ne parla nessuno, ma il problema non è solo nella categoria falegname, perché anche il metallo è aumentato anche
il triplo. Noi stiamo avendo alcuni problemi con alcuni preventivi fatti prima della pandemia, lavori che si sono bloccati perché giustamente si è fermato tutto. Ora il cliente vuole fatto il lavoro, ma purtroppo dovremmo rifare di nuovo il preventivo con aumenti che variano dal 20 al 30% almeno. A chi chiedete aiuto? Nessuno perché non ci aiuta nessuno. Il mercato. Moltissimi lavori non si faranno, automaticamente ci sarà un calo di fatturato, un calo di occupazione, un calo di tutto. Sarà fatta una spiegazione come mai? Secondo me c'è chi ne approfitta, chi è che ne approfitta, però chi non lo sappiamo, punto interrogativo. L'unica soluzione è aumentare i prezzi. Ogni giorno mi arrivano mail sia per quanto riguarda il legno che per quanto riguarda le vernici, le colle, la ferramenta. Ogni settimana c'è il 2-3%, 4%, 5%, sempre continua. Qua si parla di posti di lavoro, si parla di economia, di coraggio nel rimanere in città e non aver preso valigie e via, ma di sto passo dove? Il prologo della pandemia, perché se prima c'è stato un periodo di fermo perché giustamente le persone non spendevano soldi, ora ci sarà un altro periodo più grave del precedente per un discorso che le persone non spenderanno soldi perché ci saranno tutti questi aumenti. Chiede a lei, alla politica, che possa risolvere questa situazione? No, assolutamente. Il mercato è mercato, punto. La politica, diciamo, può fare solo un po' di propaganda. Luca Colombo tenterà la traversata dello stretto di Messina su una speciale moto da cross. C'è il servizio. Il recordman Luca Colombo e la sua moto si preparano per una nuova avventura, la traversata dello stretto di Messina. Il centauro milanese, che plana sull'acqua, non è nuovo a imprese sorprendenti. Nel 2017 ha attraversato il lago di Como e il 6 luglio 2019 ha conquistato il primato mondiale di velocità sull'acqua con una moto da cross adattata, volando fino a 104 km/h. La moto da cross di Luca Colombo è una Honda CRF 450R fornita da Red Moto di Desio, già protagonista dei record precedenti e ora completamente rinnovata nella livrea. La due ruote è stata scrupolosamente preparata nel motore e nei particolari da Giorgio Lumini, tecnico motorista di numerosi campioni mondiali, e da Angelo Pezzano, aumentando cilindrata e potenza per affrontare l'ardua sfida del mare. Il mezzo è dotato di pattini nautici e ruota posteriore con palette speciali per fornire la spinta idrodinamica necessaria a far planare sull'acqua gli oltre 205 kg di peso a pieno carico. Per riuscire nell'impresa Luca dovrà completare il tragitto senza scendere mai al di sotto della velocità critica di 30 nodi, fattore decisivo per poter volare sul pelo dell'acqua senza affondare. La rotta scelta da Luca prevede la partenza da Torrefaro, con arrivo in località Cannitello per una distanza di 3,2 km partendo dalla Sicilia verso la Calabria. Poiché affrontare l'impresa con vento, mare e corrente contraria sarebbe inutilmente pericoloso, Luca sceglierà una finestra meteorologica favorevole in questa settimana per tentare l'impresa. L'evento è patrocinato da FMI, Comitato Regionale Lombardia, presidente Ivan Vidorini, con la media partnership della Gazzetta dello Sport. Si ringraziano per la fattiva collaborazione il Comune di Messina, il sindaco Cateno De Luca, gli assessori Francesco Gallo, Daphne Musolino, Enzo Caruso, Massimo Minutoli, il Motoclub Messina e il presidente Antonio Musico, il Motoclub Arluno e il presidente Enrico Simonetti, Motoclub dello Stretto Reggio Calabria e gli sponsor che hanno reso possibile questa impresa: Oceano The Club, Beg SAGL Costruzioni Edili, Magic Motorsport, Repoli Fine Jewelry, Red Moto, Caccianovello, Steel Moto Sondrio. Vogliamo Messina è da 5 anni all'interno di Largo San Giacomo attraverso un'adozione che ha fatto con il Comune di Messina in collaborazione con la sovrintendenza che naturalmente tutela lo scavo. Sono 5 anni di cura, ma non è soltanto pulizia, non è soltanto manutenzione, ma è una vera e propria opera di valorizzazione e di promozione, perché essendo una testimonianza di una Messina che non esiste più, una Messina del 1100 su possibili fortificazioni, addirittura si parla di un tempio pagano, quindi parliamo di una testimonianza veramente importante. Quindi il nostro obiettivo è ovviamente quello di non soltanto manutenere, ma anche quello soprattutto di valorizzare. Spendo una parola a favore delle istituzioni che in questo momento si stanno muovendo, perché proprio un paio di settimane fa abbiamo inviato una relazione
al Comune e alla Sovrintendenza relativamente all'attività fatta da Puliamo Messina e dalle istanze che stiamo portando avanti. Tra queste istanze c'è sicuramente quello di installare una pompa idrovora che servirà per rimuovere l'acqua che persiste all'interno dello scavo. In questa maniera, oltre a rendere ovviamente il lavoro dei volontari più agevole, permetterà anche di vedere parti dello scavo in questo momento sono invisibili, tra cui anche il pavimento che è del 1100. Il capitolo Giardino di Montalto è sempre una nota un po' dolente, però c'è da segnalare che comunque l'attività promossa dagli scout all'interno fa sì che comunque il giardino abbia sicuramente più cura e tutela rispetto all'attività che avevamo fatto noi inizialmente, nel senso che prima che noi l'attenzionassimo comunque la situazione del giardino era abbastanza critica, adesso comunque pare che una volta alla settimana, la domenica, venga aperto, quindi comunque è chiamiamola una piccola vittoria, ma l'obiettivo sarebbe sempre quello di renderlo fruibile 7 giorni su 7. Da Puliamo Messina ci si aspetta in realtà un grande anno, perché stiamo lavorando sotto traccia per alcuni progetti molto importanti e che qualora andassero in porto ci farebbero fare veramente un salto, ma non soltanto a noi come associazione ma come città, quindi speriamo che questi progetti vadano in porto. Per quanto riguarda ovviamente la cittadinanza, noi auspichiamo sempre che molti più cittadini si avvicinino a noi, magari si possano iscrivere alla nostra associazione, ma che in maniera molto più generale condividano il nostro spirito e la nostra voglia di partecipare e di fare concretamente qualcosa per la città. Adesso la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Si è spento questa mattina nella sua residenza Franco Battiato, lo rende noto la famiglia. I funerali avverranno in forma privata. Il cantautore morto oggi nella sua residenza di Milo era nato a Ionia il 23 marzo 1945. Battiato, oltre alla sua carriera d'artista, fu anche assessore regionale in Sicilia. Fece il suo ingresso nella giunta guidata dal governatore Rosario Crocetta e rimase in sella al turismo per 5 mesi tra il 2012 e il 2013. Oggi avrebbe compiuto 100 anni, il 18 maggio 1921 nasceva l'empedoclino Giuseppe Sinesio, una vita spesa in politica, un uomo che ha traghettato la sua città nell'era del boom economico. Televideo Agrigento ha scelto di ripercorrere tutte le tappe della vita dell'onorevole Sinesio e di mostrarvi la storia di un uomo e del suo paese, Porto Empedocle. Vediamo. Oggi avrebbe compiuto 100 anni, la famiglia lo descrive come una montagna da amare. È morto il 14 febbraio 2002. Quello che resta è la sua storia, la storia del suo paese. Gli ingredienti di un buon politico sono la sincerità e la lealtà per il proprio elettorato. Io sono da 30 anni deputato perché non mi sono mai vergognato di parlare delle insufficienze della classe politica e perché ho sempre sostenuto che bisogna essere sinceri col popolo elettore. Il 18 maggio 1921 nasceva a Porto Empedocle Giuseppe Sinesio, che sarebbe poi diventato sindaco, onorevole ma anche sindacalista, attivista, marito e padre. Uno dei 4 figli di una famiglia piccolo-media borghese, il padre, commerciante, era originario della vicina cattolica Eraclea. Il giovanissimo Giuseppe, dopo le scuole medie, viene mandato ad Acireale per proseguire gli studi al Collegio Pinnisi, retto dai padri gesuiti, dove si diploma anticipando di un anno all'età di 17 anni. Matura la scelta, appoggiata dalla famiglia, di proseguire gli studi ed andare fuori dalla Sicilia. Nel 1938 si iscrive alla Facoltà di Chimica di Milano. Tra i suoi docenti il premio Nobel per la chimica Giulio Natta, inventore della plastica. Negli anni universitari Giuseppe Sinesio entra in frizione con le regole del regime fascista. Questa opposizione gli è costata l'espulsione da tutte le università d'Italia. Viene riammesso solo in seguito all'intercessione della Casa Reale, sensibilizzata da un amico e collega di università. E poi il tempo della guerra. Durante il secondo conflitto mondiale Giuseppe viene chiamato alle armi. Un'esperienza traumatica, quella della campagna in Russia terminata nel 1942. Quasi 90.000 vittime, la sopravvivenza che era scandita dal dover scampare alla morte svestendo i cadaveri per proteggersi dal freddo, chiedere un po' di cibo alle popolazioni locali per andare avanti. L'unico conforto, la fede e la speranza di riabbracciare i propri cari. Un'esperienza così buia che Giuseppe Sinesio sceglierà sì di viaggiare e girare il mondo,
mondo, ma di non tornare mai più in Russia. Tornato a Porto Empedocle nel 1943, subito dopo lo sbarco degli alleati, collabora con gli americani per un ritorno alla normalità. Nel dicembre del 1943 partecipa alla riunione di formazione della Democrazia Cristiana nello studio legale dell'avvocato Giuseppe Alessi a Caltanissetta. La vita politica di Sinesio inizia con il battesimo in DC. Poi completa gli studi universitari a Palermo, inizia ad insegnare e fare il pubblicista. I suoi studenti erano tutti raccomandati perché se qualcuno si prendeva la briga di sponsorizzare uno, allora dovevano essere tutti aiutati. Sono anche gli anni dell'amicizia con Andrea Camilleri. Da lui Sinesio vuole apprendere le tecniche dell'oratoria. Si apre poi la lunga parentesi del sindacato, partecipa alla nascita in provincia di Agrigento prima del sindacato unico e dopo nel 1950 a quella della CISL, di cui diventa dirigente locale, poi regionale e nazionale. Le battaglie che gli stanno a cuore sono tutte quelle relative al riconoscimento dei diritti del lavoro. Il suo sguardo è rivolto al riscatto della sua terra. Occorre dare alle famiglie che si trovano in difficoltà gli strumenti per uscirne. Si apre adesso il lunghissimo percorso nella politica attiva. Nel 1948 Giuseppe Sinesio diventa vice sindaco di Porto Empedocle. Da amministratore impatta con i problemi legati ad un piccolo borgo, già Porto di Agrigento, che vive di pesca e di piccolo commercio, inserito in un territorio disconnesso dal resto d'Italia, senza strade e ferrovie. Inizia l'attenzione per il porto. Spesso Sinesio nei suoi comizi ripeterà la frase «attenti al porto». È il tempo dell'amore. 1950 Giuseppe Sinesio sposa la più giovane delle sorelle Sciangula, donna Carmela. Dal matrimonio nasceranno i figli Pippo e Chetti. Sinesio approfitta del viaggio di nozze per incontrare a Milano alcuni dei suoi professori dell'università, diventati nel frattempo dirigenti della società Montecatini, che produce prodotti chimici. Sinesio strappa loro la promessa di investire a Porto Empedocle. Li convince spiegando che il porto è strategico per ricevere le materie prime e ridistribuire il prodotto finito. Nel 1951, dopo la nascita del primo figlio, l'esperienza americana. Parte per uno stage di un anno negli Stati Uniti. In USA impara le tecniche più evolute di marketing, attinge conoscenze da un paese tanto diverso ed evoluto dal punto di vista sociale, economico e politico rispetto al contesto italiano ed europeo. Tornato nella sua Porto Empedocle nel 1952 vince le elezioni e diventa sindaco, ruolo che ricoprirà ininterrottamente per 17 anni fino al 1969. Alle elezioni del 1953 viene escluso dalle liste della DC per intervento diretto di De Gasperi e Scelba perché Sinesio aveva idee troppo radicali e di sinistra. Ha svolto anche un altro mandato da sindaco di Porto Empedocle dal 1985 al 1989. Stiamo interrando circa 200.000 metri quadrati di mare per creare una zona industriale che possa dare possibilità di nuove industrie, di nuovi impianti industriali del settore chimico a Porto Empedocle. Settore chimico molto in sviluppo nel meridione d'Italia. Lo spazio che noi stiamo creando l'abbiamo voluto vicino al porto in maniera di poter rendere meno costosi i trasporti e dunque abbassare i prezzi di produzione. E la possibilità di aumentare l'esportazione del nostro porto, che ha raddoppiato le proprie esportazioni tenendo presenti i dati dell'anteguerra, con la creazione di altri stabilimenti sulla zona industriale di Porto Empedocle. Verrà portato questo tonnellaggio sulle banchine di Porto Empedocle a circa 2 milioni di tonnellate. 2 milioni di tonnellate rappresentano veramente avere fatto il benessere della zona nella quale viviamo. Sono stati gli anni del boom economico per Porto Empedocle, anni che si potrebbero racchiudere citando 3 realtà: Montecatini, Centrale Enel e Italcementi. Ma andiamo con ordine. Giuseppe Sinesio riesce a realizzare il sito industriale della Montecatini nella zona est del porto, utilizzando i fondi per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno. Lo stabilimento prende il nome di Acragas e produce fertilizzanti per l'agricoltura da destinare anche al mercato del Medio Oriente. A tutela di quegli spazi e di quella realtà Sinesio fa eseguire un riempimento a mare per aumentare il territorio che mancava. Sono gli anni in cui Sinesio amplia il porto e potenzia la linea del trasporto ferroviario. 1963. L'amministrazione approva il piano regolatore portuale. Il porto in poco tempo diventa uno
dei più importanti e strategici d'Italia. Sempre in quegli anni il Comune approva il Piano Regolatore Generale, strumento raro per il panorama regionale che permette uno sviluppo urbanistico dell'edilizia improntato alla legalità. La cittadina di Porto Empedocle diventa la punta di diamante della provincia, il bar Castiglione, il salotto buono dell'Interland, complice il benessere diffuso, esplode il boom demografico, si passa dagli 8.000 abitanti ai 18.000. Sinesio riesce a far sì che l'Enel realizzi la centrale elettrica a Porto Empedocle, il progetto iniziale la prevedeva a Licata. Convince l'Italcementi della famiglia Pesenti di investire a Porto Empedocle. Per la produzione di cemento, oltre alla marna di cui Porto Empedocle era ricca, serviva l'acqua che invece mancava. Questa titubanza viene colmata dalle rassicurazioni di Sinesio, pronto a togliere anche l'acqua ai cittadini per far funzionare la fabbrica. Il messaggio era ironico ma chiaro, Italcementi avrebbe trovato un'amministrazione pronta a dare pieno supporto. 1956 Sinesio viene sospeso per 6 mesi dal Collegio dei Probiri Viri della Democrazia Cristiana Nazionale per una sua affermazione. Aveva sostenuto pubblicamente che un onorevole di Caltanissetta non poteva far parte del partito per contiguità con la mafia. Minacciano di rapire suo figlio. Sinesio manda Pippo all'età di 4 anni a vivere a Roma a casa della zia. Nel 1958 inizia l'era parlamentare. Giuseppe Sinesio viene eletto nelle fila della DC alla Camera dei Deputati, dove rimarrà 34 anni fino al 1992. Punto di riferimento politico di Sinesio è Enrico La Loggia, uno dei padri dell'autonomia siciliana, presidente della regione. È stato La Loggia a spingere la candidatura di Sinesio, preferendolo al suo stesso figlio perché due della stessa famiglia in politica contemporaneamente si impidugliano i pedi. Sinesio e La Loggia hanno contribuito a rinnovare la classe dirigente della Democrazia Cristiana provinciale, una realtà che ha visto eleggere deputati come Trincanato, Mannino, Errore, La Russa e anche un giovanissimo Cuffaro. Sinesio insieme ad altri sindacalisti forma un'area di pensiero che viene chiamata Forze Nuove, una corrente interna alla DC che si occuperà delle battaglie sociali del partito. Il grosso problema intanto è l'occupazione, soprattutto l'occupazione giovanile, perché i giovani vogliono partecipare alla creazione dello Stato democratico attraverso la loro presenza nella produzione del reddito nazionale, che non può essere un fatto puramente formale, nominalistico, ma deve essere una partecipazione attraverso il lavoro e dunque attraverso la liberazione dal bisogno. Ecco, quali soluzioni a questo problema a suo avviso? Cambiamento della politica economica. Cambiare la politica economica significa incoraggiare il Sud, evitare che il Sud possa essere mantenuto come mercato di consumo, esaltare l'economia turistica e l'economia agricola, però verticalizzata in senso moderno, e dare risposte adeguate ai problemi agricoli, alla fame che esiste nel mondo, soprattutto nel terzo mondo e fra i paesi sottosviluppati. Nel 1964 entra nel Consiglio nazionale della DC in rappresentanza dei sindaci, successivamente siederà nella direzione nazionale della Democrazia Cristiana accanto tra gli altri a Moro, Andreotti e Fanfani. Dal 1974 Sinesio entra nel quarto e quinto governo Moro come sottosegretario ai trasporti. Nel 1978 col governo Andreotti viene nominato sottosegretario all'industria. In quegli anni l'Italia si attesta il posto di quinta potenza economica mondiale. Contribuisce alla sconfitta del terrorismo politico e delle Brigate Rosse che intendevano sviluppare il comunismo attraverso la lotta armata. Tra gli obiettivi politici non raggiunti, la mancata riconversione negli anni 70 della Montedison a Porto Empedocle, ostacolata dalle false illusioni di una riapertura, e la mancata realizzazione nel 1971 dell'aeroporto in provincia di Agrigento, avversata dai contrapposti interessi palermitani e catanesi. Al culmine della carriera politica dal 1984 al 1992 l'esperienza internazionale si dedica alla politica estera ed europea, all'interno di 2 organismi, il Consiglio d'Europa e l'Unione dell'Europa occidentale, dove ricopre il ruolo di vicepresidente vicario e presidente. Nel 1992 lascia la politica attiva, passando il testimone al figlio Pippo, già sindaco, di Porto Empedocle. Nel 1994 riceve la più importante delle onorificenze italiane, Cavaliere di Gran Croce dal Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.
Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.